Alle 10 in punto l'arrivo dei carabinieri in via dei Lotti con mezzi senza contrassegno e in abiti civili, seguiti dagli avvocati delle indagate Paolo e Alice Bevilacqua per Lorena, Federica Tosella e Francesco De Carlo per Meilin. Presente anche il criminologo e psicologo Edoardo Genovese, consulente di Meilin. Come nei precedenti accessi, i primi ad entrare sono stati gli artificieri. Sono stati rinvenuti degli oggetti che non sono stati ancora ben definiti e sarebbe bene che loro comunque curassero questo aspetto perché se era stata un'azione di cautela che credo giovi a tutti. Ok. Alle 11:18, dopo il via libera degli artificieri, è iniziato il sopralluogo per la raccolta di nuovi elementi nella villetta bifamiliare. Lorena viveva al piano superiore, quello ammezzato era occupato da Meilin e Alessandro, con la bambina di 6 mesi all'epoca dei fatti. I carabinieri, prima da soli e poi con gli avvocati e il consulente, sono entrati nel locale adibito a deposito di attrezzi da lavoro e giardinaggio adiacente alla casa, a cui si può accedere soltanto dall'esterno. È lì che i militari hanno trovato il 31 luglio, su indicazione di Meilin, il bidone con il corpo di Alessandro fatto a pezzi e ricoperto dalla calce, sistemato in un angolo. Aprendo il contenitore nero, avevano visto l'alluce del piede della vittima fuoriuscire dalla calce. Successivamente sono stati ispezionati gli altri locali della villetta, in particolare il salotto del piano ammezzato, dove secondo il racconto di Lorena sarebbe avvenuta la lunga sequenza del delitto, dai sedativi sciolti nella limonata, bevuta da Alessandro che era seduto sul divano, alle iniezioni di insulina fatte dalla mamma, poi il tentativo di soffocamento con un cuscino e infine lo strangolamento da parte di Meilin con i lacci degli scarponi da montagna. Il sopralluogo di oggi, da quanto si apprende, nasce da nuove esigenze di riscontro agli elementi di indagine finora emersi. La ricostruzione si basa solo sulle dichiarazioni di Lorena Venier. Il magistrato deve trovare le prove che quanto dichiarato dalla donna sia attendibile. Riguardo alle responsabilità che si attribuisce nel delitto e nel sezionamento del cadavere e quelle attribuite alla nuora. Dopo oltre 4 ore il sopralluogo si è concluso.